Buon pomeriggio e benvenuti al secondo videolaboratorio della tradizione di Malborghetto Valbruna. Ci troviamo sempre a Casa Berichter. Oggi ci troviamo nel laboratorio dell'artista Marina Gioitti che vi insegnerà oggi a fare delle decorazioni natalizie, quindi il secondo videolaboratorio sarà incentrato su ornamenti e addobbi dedicati al Natale. Vi lascio nelle sue mani esperte. Buongiorno, sono Marina Gioitti e vi racconto un po' come si trascorre il periodo dell'Avvento in Valcanale. L'Avvento inizia con la prima settimana, qualche volta accade il 1° dicembre, qualche volta un po' prima, e termina con l'arrivo di Gesù Bambino a Natale. In questo periodo possiamo dedicare qualche serata insieme ai nostri bambini o così, per realizzare delle cose carine che renderanno il nostro Natale più gradevole. Si possono fare molte cose senza comprare nulla. In questa tavolina si possono vedere cose che si possono fare con quello che si trova per esempio nel bosco, come pigne, oppure le noci, oppure i chiodi di garofano, le spezie varie. Sono cose molto carine, però sono scure, non riflettono la luce. Allora, negli alberi di Natale belli, cosa si fa? Si acquistano o si ereditano queste meravigliose cose di vetro soffiato che brillano e luccicano quando girano, ma possiamo farle anche da soli, acquistando semplicemente un vassoio per fare una torta o per fare un pasticcio di alluminio, il più liscio che riuscite a trovare. E poi ci sono altre piccole cose che ci serviranno: una forbice da elettricista per tagliare il metallo, forse una pinza, qualche volta può servire, delle forbici per ritagliare la carta, delle penne, delle matite, tanta voglia di fare e un po' di fantasia. Vi ho preparato già un pezzo di vassoio tagliato per sveltire la cosa e vi faccio vedere come si può procedere. Un sistema intelligente che funziona è quello di realizzare un prototipo in carta delle misure del vassoio che avete a disposizione e dell'oggetto che volete realizzare. Cercate di evitare di sprecare, perché non si butta via niente, quindi tutto quello che c'è vale. Che cosa possiamo usare per realizzare questa cosa? Una vecchia penna che non scrive più, è il sistema migliore. E poi un piccolo trucco. Sul tavolo dove lavorate cercate di mettere qualcosa di morbido. Vedete? Un mollettone, oppure tanti giornali vecchi, o delle stoffe, delle vecchie coperte in modo che non diano fastidio, perché abbiamo bisogno di una superficie morbida per lavorare. A questo punto, dopo aver realizzato un disegno qualsiasi, potreste chiedermi di inviarmi qualche disegno o scaricarlo dalla mia pagina Facebook, ma potete anche trarlo da qualsiasi libro per bambini oppure disegnarlo da soli, perché no? Siete capaci, lo potete fare tranquillamente. Preparate il vostro prototipo sulle dimensioni che avete disponibili e con pazienza ricalcate premendo molto forte tutto quanto il disegno. È un lavoro abbastanza impegnativo e dovete anche ricordarvi che cosa avete già fatto. Quindi cercate di avere un po' di sistema nel farlo. Quello che sarà piacevole è la soddisfazione quando togliete la ghima e scoprite che il pezzo sotto sembra quasi già un lavoro finito. In realtà non lo è, però sembra. Ho quasi terminato e adesso vediamo il risultato. Ecco, sembra quasi che ci siamo. In realtà c'è ancora tanto lavoro, però dà soddisfazione già vedere così. Visto che siamo, prepariamo direttamente anche le ali e poi possiamo cominciare a tagliare e a riprendere. Sempre per non sprecare, facciamo in un angolino anche le ali.
Adesso la fase successiva sarà tutto un gran lavoro di penna finta. Adesso giro il mio modello prima di tagliarlo e riprendo tutto all'esterno del lavoro che ho appena finito di fare. Questo mi serve per creare i rilievi. Quindi all'esterno ripasso tutto lasciando diciamo 1 millimetro o 2 di distanza, che saranno quelli che poi danno l'effetto di rilievo. È un lavoro che faremo molte volte prima di completare questo nostro angelo della luce, che starà benissimo sull'albero e che potrete fare anche più grande. Le dimensioni si possono ampliare a seconda del vassoio che avete trovato e dello spazio che volete occupare. Questo angioletto sta in piedi, quindi può essere anche un bellissimo segnaposto, oppure da mettere sulla finestra, come fa parte della tradizione antica della Val Canale. D'inverno fa buio presto, le persone di solito non escono, ma a Natale vanno a messa o vanno a trovare i parenti e quindi hanno bisogno di luce. Per questo motivo si facevano dei bellissimi angeli di legno scolpito o anche così, da mettere sulla finestra con un lume per aiutarli a trovare la strada nel buio. L'angelo della luce che si mette a Natale è una gentilezza per gli altri, oltre che un piacere per noi. Ecco, adesso possiamo tagliare. Dovete fare attenzione a non farvi male, ovviamente, perché è sempre un lamierino, quindi cercate per favore di non tagliarvi. Più ci lavorerete su questi deliziosi lavoretti, più la soddisfazione sarà grande e anche il risultato. Sono anche bei regalini, perché no? Sono segnaposto, sono chiudipacco, possono essere infiniti. E potreste usare anche gli stampini dei biscotti per ritagliare delle figurine poi da rendere un po' più elaborate. Visto che mentre taglio vi intrattengo, vi racconto come erano addobbati gli alberi di Natale, i primi alberi di Natale. L'albero di Natale locale di solito ha dei bellissimi biscotti di Blebkuchen, o in italiano potrebbe essere tradotto come pan pepato, fatti col miele, con le spezie e la farina integrale, che hanno delle forme tradizionali bellissime, da San Nicolò ai Krampus all'angelo, la stella e così via. Un altro tipo di addobbo tradizionale sono piccole mele o piccole, quella volta pochissime avevano arance o mandarini, quindi erano così preziosi che l'idea di metterli sull'albero era proprio come mettere un Weihnachtsbuch. E poi le candeline, ovviamente, che oggi non metteremo mai perché sono pericolose, ma io mi ricordo alberi con bellissime candeline rosse, e degli oggetti di paglia molto belli, delle stelle, di solito sono stelle molto belle fatte con dei filetti di paglia, e ancora delle caramelle o dei toroncini, dei Turkish Onyx cosiddetti, appesi, infilati dentro delle cartine luccicanti, che quindi facevano sempre questo effetto di luce. Tutte queste cose erano cose semplici, non erano quasi nessuna era acquistata, ma l'albero era bellissimo ugualmente. Un altro modo per fare un bell'albero utile è quello di farlo all'esterno, mettendoci delle palline di sego, di grasso, su cui avete incastrato dei semini. Gli uccellini vi saranno molto grati per questo regalino e verranno a mangiare facendo un sacco di cip cip. Non ci sono molti uccellini che rimangono qui d'inverno, ma i passeri sì, e qualche volta anche le cince.
che sono molto confusionarie. Quando ero bambina facevo dei bellissimi pupetti con le pigne e con le palline di ovatta insieme alla mia zia. E mi sono rimaste impresse questi gnometti o spazzacamini fatti con le pigne. Gli spazzacamini portano fortuna a Capodanno e si possono vestire i vostri bambini da spazzacamini e mandarli in giro a chiedere un soldino in cambio di una strizzata di mani, perché il spazzacamino porta bene. Ecco, siamo pronti, adesso posso cominciare tutto il vero lavoro di questo oggettino. Abbiamo fatto un primo passo, adesso io comincio a crearmi tutti i pieni e i vuoti che daranno consistenza a questo angioletto. Si fa un po' da una parte e un po' dall'altra fino ad ottenere quello. Come si capisce cosa? Se la faccia è tonda ed è un po' cicciona, chiaramente non devo schiacciare dalla parte che terrò in primo luogo, ma dall'altra. Quindi le cose che voglio tenere in basso le schiaccio, quelle che voglio tenere in alto le schiaccerò dall'altra parte. Vale un po' per tutto quanto. Questa è la candela. Ecco, vedete che il fondo morbido del tavolo mi consente di agire senza troppi problemi. Se non ci fosse, non ci riuscirei. Poi nelle cose che ho preparato per farvi vedere quante cose si possono fare, ho fatto anche dei tondi che faccio fare ogni anno ai bambini che vengono a fare da me il corso di addobbi. Quest'anno non possiamo farlo, ma lo facciamo così. Ci sono dei tondi che fanno le veci di una pallina e dentro la pallina ci si può divertire a infilarci tutto quello che volete. Lì abbiamo fatto San Nicolò e Krampus, visto che è la prima festa dell'inverno, la prima festa dell'Avvento. Diciamo che la festa di San Nicolò e Krampus apre l'Avvento e gli dà un'impronta meravigliosa, soprattutto qui da noi. Ci vorrebbe un po' di tempo per raccontarvi chi sono i San Nicolò e Krampus, perché chi non è di questi posti a volte resta un po' spiazzato quando viene a vederci. Ci sono molte leggende sui Krampus, le loro origini sono veramente strane. Ecco, vedete, adesso giro e ricomincio da questo lato e quindi farò uscire quello che volevo che fosse in fuori di là, la faccina, eccetera. Stavamo dicendo dei Krampus che sono spiriti dei boschi, spiriti della notte, sono antichissimi, si trovano tracce di questo tipo di manifestazione ancora ai tempi dei Romani. E è bellissimo che in questa valle ancora si continuino a fare con tanto amore e con tanto sforzo. Vedete che adesso ho gli occhi, il naso, la bocca, la faccina. Adesso facciamo il lavorino qua in mezzo. Vi dicevo che in questa festa può essere vista sotto molti aspetti. Uno, sono coloro che sono i protagonisti, cioè i ragazzi che si trasformano in Krampus veri solo per quella notte, solo il 5 dicembre, solo quando fa buio. Non sono maschere, sono persone che sono state visitate dal Krampus e sono diventati veri Krampus solo per quella notte. E poi c'è San Nicolò, che ha la capacità di gestirli e di non farli allargare troppo. Ecco, vedete che carino questo. E poi ci sono i bambini piccoli che hanno questo momento magico di incontro con il santo, con il Krampus, con l'angioletto, con il Krampus di pane dolce, con i regalini.
qualche volta anche di notte, quando tutto è finito a casa, può arrivare San Niccolò. Ecco, praticamente ripasso ogni volta tutto da una parte e dall'altra, fino ad ottenere il risultato che voglio. E adesso voilà! Tagliamo qui e tagliamo un po' qui. Ed ecco che le due linguette qua si dovrebbero incrociare. Eccolo qua, a posto. Il nostro angioletto sta per essere pronto per stare in piedi. Ecco, il bello di questi lavori è che non servono colla, non serve niente. La lamierina fa tutto da sola. Eccolo. E adesso, se volete, potete prendere dei pennarelli indelebili e anche colorarlo. E voilà! Il nostro angioletto di lamierino è pronto, potete decorarlo se lo volete, potete ingrandirlo, farlo più grande, potete fare tanti piccoli oggettini da mettere sull'albero, da regalare a qualcuno, da mettere sui pacchetti. Alla prossima! Bene, anche con questo splendido angioletto abbiamo finito il secondo appuntamento, il secondo videolaboratorio della tradizione. Vi aspettiamo per il terzo e ultimo appuntamento la prossima settimana, venerdì, sempre alle 4. E per qualsiasi contatto o informazione potete scriverci a info@visitovalcanale.it.